Come sapete, noi cerchiamo sempre di raccordarci con le istanze che arrivano dai territori, dalle associazioni, dai gruppi organizzati, perché pensiamo che il Consiglio regionale debba riconnettersi in qualche maniera al suo popolo, e anche noi come forza della sinistra abbiamo il dovere di rimetterci in ascolto e riconnetterci alle istanze che ci arrivano. Qua c'è una elaborazione di una proposta di legge molto importante a nostro avviso, che arriva dai comitati per il no, che continuano il loro lavoro dopo quella importantissima battaglia in difesa della Costituzione che tutti quanti insieme abbiamo fatto, e noi abbiamo visto la proposta che ci è arrivata dai comitati, la riteniamo molto interessante, considerato il fatto che noi abbiamo un sistema elettorale regionale che ha qualche problema, non solo per il tema molto discusso e dibattuto giustamente della rappresentanza di genere, ma anche per la capacità di rappresentare forze politiche, nel senso che molte forze politiche nell'ultima tornata elettorale con percentuali importanti sono state escluse. Questo è chiaramente un problema, una cosa che merita attenzione. Quindi la proposta fatta dai comitati è una proposta interessante che va nella direzione di un sistema proporzionale in cui il Consiglio si riprende una funzione importante come quella di eleggere e cambiare un presidente di regione, per esempio, e questa è una cosa che a noi non dispiace e che riteniamo debba essere valutata e sottoposta a tutto il Consiglio regionale sardo. Io mi fermo qua, do la parola a massimi esperti. No, niente, non aggiungo molto rispetto a quello che ha detto Luca. Siamo ben lieti come gruppo che in questo momento rappresenta il Consiglio regionale SDP articolo 1, poter lavorare insieme a voi e recepire questa proposta che è assolutamente indispensabile, e credo che anche sulla tempistica ci siamo, perché dovremmo essere bravi se poi riusciamo a farla iscrivere, a farla discutere al più presto, perché non si può andare a elezioni con la vecchia legge elettorale. Sappiamo benissimo i disastri che quella legge ha creato. Tra l'altro lo sta dicendo uno che è stato uno dei 5 che quella legge non la votò. Per cui siamo assolutamente dentro il percorso, le proposte dei comitati sono assolutamente condivisibili e credo che ci siano i margini per poter tradurre in atti concreti subito le proposte presentate. Paolo, vuoi dire qualcosa? Sì, oltre a sottolineare ciò che è già stato detto da Luca e da Daniele, io voglio rimarcare che il nostro gruppo ha sostenuto la campagna referendaria per il no, io penso con un largo successo, un coinvolgimento popolare che è andato forse oltre le aspettative e che ha visto la Sardegna, forse nella Sardegna la popolazione più attenta alle prospettive, diciamo, di restrizione della democrazia che sarebbero poste in atto in caso di vittoria del sì al referendum. Personalmente io sono dispiaciuto della ricorrente necessità di arrivare alla definizione di una nuova legge elettorale ogni volta che si avvicinano le elezioni. Io penso che un sistema democratico funziona bene quando le regole della definizione della rappresentanza siano stabili nel tempo. Non si capisce perché sia a livello nazionale che a livello regionale ogni volta si deve arrivare a dover ridefinire una nuova legge elettorale, perché quella che è in vigore è poco rispettosa dei criteri democratici, della rappresentanza dei partiti, lascia fuori, come in questo caso, una componente importantissima dell'elettorato, sia per consistenza numerica che per orientamento. Però purtroppo siamo tornati a una situazione nella quale non intervenire è peggio che, insomma, ritornare in questa patologia cronica della elettoralite che ritorna, che si riacutizza periodicamente. Ci dispiace, ma pensiamo che attualmente questo sia il nostro dovere, stare attenti e ridefinire i criteri democratici, perché davvero siamo molto al di sotto della soglia di accettabilità. Ok.
dico qualcosa anch'io, anche a nome del comitato che riunisce i comitati del no. Noi abbiamo elaborato una proposta. Allora, era il Comitato per la Democrazia. Ah, il mio Omar Chessa, sì. Omar Chessa. Abbiamo elaborato questo documento che insomma è abbastanza corposo, che reca alcune proposte sulla scia delle cose che sono state appena dette. Le proposte che noi avanziamo riguardano non soltanto la riforma della legge elettorale, ma anche la forma di governo, perché i due profili sono strettamente collegati. Il nostro punto di riferimento è l'articolo 15 dello Statuto speciale, l'articolo 15 vigente, il quale dice che il sistema elettorale e la forma di governo, che costituisce oggetto della legge statutaria, che ancora in Sardegna non è stata adottata se non nella parte che riguarda solamente il sistema elettorale, la legge elettorale, quindi la forma di governo in Sardegna, deve rispondere a due principi, il principio di rappresentatività e il principio di stabilità. Il problema è che il principio di rappresentatività è al momento totalmente sacrificato. Noi sappiamo che il nodo di fondo della legge elettorale vigente è l'abbinamento fra premio di maggioranza e soglie di sbarramento, le quali sono evidentemente troppo alte. Il combinato disposto di queste due discipline uccide, possiamo anche utilizzare questa espressione forte, uccide la rappresentatività democratica del Consiglio e non garantisce in alcun modo la corrispondenza fra composizione del Consiglio e orientamenti del corpo elettorale. Non solo, c'è il sospetto fondato, anzi per quanto mi riguarda è più che un sospetto, è una certezza, che il premio di maggioranza, per come è disciplinato dalla legge elettorale sarda, sia incostituzionale. E per avvedersene basta fare un confronto col modo in cui il premio di maggioranza è disciplinato dalla legge elettorale nazionale, quella che è ancora vigente, l'Italicum. Noi sappiamo che per accedere al premio nella legge elettorale nazionale occorre raggiungere il 40% dei consensi che danno diritto all'attribuzione del 55% dei seggi, il che significa che il premio può essere al massimo, non può eccedere il 15% dei seggi. Una forza che raggiunge il 40 ha appunto una dotazione aggiuntiva del 15% dei seggi. Se guardiamo la disciplina sarda, notiamo che questa proporzione non è osservata. Perché? Se il presidente, perché è il presidente che determina il premio di maggioranza, se il presidente viene eletto col 40% dei consensi, le liste collegate ottengono il 60% dei seggi e quindi abbiamo un premio che può essere del 20% ed è quindi superiore rispetto a quello nazionale. Non solo, se il presidente riceve un consenso che è collocato fra il 25% e il 40% dei suffragi, il premio, la coalizione ottiene il 55% dei seggi. Se voi fate la sottrazione, scoprite che in questo caso il premio può essere o del 20% o addirittura del 30%, che è il doppio rispetto alla misura consentita a livello nazionale. Se noi sottoponiamo questa disciplina al giudizio della Corte Costituzionale, sicuramente ci sarebbe una declaratoria di incostituzionalità. Sappiamo che la questione non è mai arrivata alla Corte per varie ragioni, ma se dovesse arrivare io sono sicuro che la Corte Costituzionale dichiarerebbe incostituzionale questa disciplina. Fra l'altro, la previsione di un premio di maggioranza così congegnato rende complessivamente irrazionale il sistema elettorale. Noi sappiamo che i seggi vengono prima assegnati a livello di collegio unico regionale, tenendo conto del premio di maggioranza e delle cifre elettorali di ciascun partito, dopodiché vengono ribaltati, questa è la formula che viene utilizzata, a livello di collegi provinciali, sempre tenendo conto delle cifre elettorali delle liste e dei singoli candidati. È un sistema complesso di calcoli che mette assieme diverse variabili e che può condurre ad esiti irrazionali, casuali, come un effetto lotteria. Può succedere che alcuni candidati
pur avendo ottenuto migliaia di voti non siano eletti, e può succedere che siano eletti i candidati che invece avevano ottenuto poche centinaia di voti, così come può succedere che alcune circoscrizioni provinciali non esprimano nessun rappresentante, perché come dire, per far funzionare il sistema alla luce, no, dell'elemento rappresentato del premio di maggioranza, devi consentire la possibilità della traslazione dei seggi fra una circoscrizione provinciale all'altra. Ora, possiamo dire che sulla base della disciplina vigente c'è una vera elezione consiliare che possa essere effettivamente rappresentativa degli orientamenti del corpo elettorale? A nostro avviso la risposta non può che essere negativa. Questo però si porta dietro un altro problema e concludo. Dicevo, questo si porta dietro un'altra questione e concludo. Il premio di maggioranza c'è perché occorre garantire al presidente eletto direttamente una maggioranza consiliare certa, e quindi in nome della stabilità si sacrifica evidentemente la rappresentatività. Al momento non possiamo fare a meno del premio di maggioranza perché abbiamo l'elezione diretta del presidente. Provate infatti a immaginare cosa succederebbe se domani si andasse ad elezioni regionali senza il premio di maggioranza. Si eleggerebbe un presidente che presumibilmente non avrebbe il sostegno di una maggioranza consiliare. È chiaro che una forma di governo di questo tipo sarebbe disfunzionale, sarebbe una forma di governo che non sarebbe in grado di esercitare una vera capacità di governo, di decisione del sistema, non riuscirebbe a dispiegare un'azione di governo coesa ed efficace. La nostra conclusione è che quindi la rinuncia, che è necessaria al premio di maggioranza, che è necessaria per poter restituire rappresentatività democratica al Consiglio, si debba abbinare alla rinuncia del modello dell'elezione diretta del Presidente, per reintrodurre in Sardegna una forma di governo di tipo parlamentare con gli opportuni correttivi diretta a razionalizzare il rapporto fra potere legislativo ed esecutivo e a garantire un raccordo stabile appunto fra la Giunta e il Consiglio. I sistemi e le soluzioni ci sono, basta guardare all'esperienza comparata. Nella gran parte dei paesi europei la forma di governo democratica è di tipo parlamentare e contiene dei congegni di razionalizzazione che assicurano la stabilità dell'azione di governo, e noi pensiamo che sia arrivato il momento di sperimentare queste soluzioni anche per la Sardegna. Un'ultimissima cosa. Noi siamo l'unica regione italiana che ancora non ha esercitato la competenza relativa alla decisione della forma di governo. In tutte le regioni italiane i consigli hanno assunto una decisione consapevole sulla forma di governo. Sappiamo che in tutti i casi hanno confermato il modello dell'elezione diretta, una scelta che noi non condividiamo, ma comunque una scelta c'è stata. In Sardegna questa competenza di autonomia ancora non è stata esercitata perché noi finora stiamo applicando le regole che non sono state stabilite dall'organo rappresentativo del corpo elettorale sardo, ma che sono state stabilite dal Parlamento nazionale nella legge costituzionale che appunto ha modificato gli statuti speciali nel 2001. Se ci sono domande. Sì, abbiamo visto un documento che ci avete Sì. inviato. Domani in Commissione Riforme inizia la discussione sullo stralcio, su quello che sarà lo stralcio della doppia preferenza di genere. Volevo capire che tempi vi siete dati, perché questo è un documento di intenti, ma non c'è nessuna proposta di legge vostra presentata. Cioè, domani già c'è uno step, domani cosa fa? Rispondo io, Fabio. Domani si inizia questa discussione, credo che sarà molto difficile che si possa stralciare solo quella parte. Noi la proposta di legge la presenteremo massimo entro la prossima settimana, per cui la nostra legge andrà iscritta con le altre che sono già presentate, per poi cercare di istruire un percorso unitario per vedere se i testi poi sono effettivamente, possono essere messi insieme o no. Però i tempi nostri sono quelli, la prossima settimana noi presenteremo. Io so per certo che molto difficilmente si riuscirà a stralciare
solo quella parte che riguarda la doppia preferenza di genere, anche se domani è scritto all'ordine del giorno della Commissione. Giusto per capirci, è molto difficile perché ci sono delle forze politiche che non vogliono stralciare questa parte, oppure perché è una vostra precisa No. richiesta per arrivare la settimana prossima? La prima che hai detto tu, ma siccome ci sono dei testi che comunque sono presentati anche da molto tempo, qualcuno datato anche da un paio d'anni, e quindi è chiaro che i presentatori di quei testi non vorrebbero assolutamente che il loro testo non venisse preso in considerazione e si stralciasse solo quella parte. Ma poi già in conferenza dei capigruppo mi è sembrato di capire, anzi così sicuramente non c'è la volontà della maggioranza dei gruppi per stralciarlo, a meno che non cambino improvvisamente domani le cose. Posso fare una domanda anch'io tecnica? Questa proposta viene presentata, vedo nel documento che avete inviato, come petizione. Daniele adesso ha detto noi la facciamo propria, ho capito bene, perché se Noi abbiamo detto proprio una prima questione che abbiamo fondamentale, perché una condiviso... petizione vuol dire... Scusa, Pierfranco. dico, se viene confermata la petizione e non viene fatta propria da voi, è assolutamente certo che questa petizione non sarà esaminata, Punto. come tutte le petizioni presentate in Consiglio. Quindi il passaggio è: il gruppo MDP fa propria questa proposta e la porta in Commissione. Fatto Questo- stesso che noi oggi abbiamo fatto la conferenza stampa insieme ai rappresentanti dei comitati sta a significare questo, che noi vorremmo far proprio. Noi non è che ci siamo visti oggi e abbiamo deciso fateci vedere questa cosa, è un percorso avviato a tempo su cui si stava ragionando, per diverse ragioni non è stato possibile fare prima la presentazione, però i tempi, io spero proprio che entro la prossima settimana riusciamo a... Cioè, è una proposta che è in gestazione da molto tempo, insomma, ne abbiamo ragionato a lungo. Insomma. Qualcun altro dei comitati vuole dire qualcosa? Io ho una curiosità, volevo chiedere se per caso abbiate fatto una simulazione, come spesso accade quando c'è una proposta di legge in campo, di come sarebbe il Consiglio regionale. Ovviamente vabbè c'è la cosa dell'elezione diretta, però come sarebbe il Consiglio regionale votando con questa, diciamo, con queste regole. Con queste regole senza l'elezione diretta del Presidente. Sì, che ovviamente inficia un pochino. Allora ci sono dei software che sono in grado di realizzare queste simulazioni. Ce n'è uno molto efficace che è stato messo a punto da un collega economista, credo che sia fiorentino, Guido Ortona. Il problema di questi software è che bisogna avere dei dati molto precisi, cioè bisogna sapere esattamente qual è il sistema elettorale, bisogna avere i dati relativi alle ultime elezioni. E poi bisogna sapere esattamente qual è il sistema elettorale e quindi le soglie di sbarramento, se eventualmente se ne volesse prevedere qualcuna, le dimensioni dei collegi, perché è fondamentale la dimensione dei collegi, stabilire se vi è il recupero dei resti con riferimento a quei voti che appunto non servono per eleggere i candidati in collegi che possono essere più o meno grandi. Insomma, al momento noi abbiamo una serie di principi, stiamo lavorando ad una bozza, però prima bisogna definire tutte queste variabili e soltanto dopo si può provare a fare la simulazione, le proiezioni delle quali lei parlava. Grazie. Posso fare una domanda, Daniele? Tu poco fa hai detto che difficilmente ci sarà lo stralcio. Non vi pare che se non ci fosse lo stralcio sarebbe forse un'altra pessima figura del Consiglio? Nel senso che dopo l'esperienza nefasta del 2013, voto segreto, questo di fatto diventa un altro voto segreto che affonda la doppia preferenza di genere. Non c'è dubbio. Allora io posso... Sei d'accordo con no, me? aspetta, no. Ecco, grazie. Tipo, Non volevo aspetta. Ti dico una cosa in più, Umberto. Allora io in conferenza capigruppo ho proposto addirittura il 102 per lo stralcio, quindi ho detto noi come gruppo siamo favorevoli ad andare immediatamente in aula solo con quella parte della norma per garantire la doppia preferenza dei generi. Quindi possiamo dire tranquillamente che noi siamo d'accordo. La supposizione che ho fatto io nasce dal fatto che
che ho visto che in quella sede non è stata accettata questa mia proposta. Quindi credo che in sede di commissione le posizioni che sono venute fuori in conferenza dei presidenti del gruppo saranno le stesse. Infatti ho detto anche, non credo che domani possano essere stravolte le posizioni assunte qualche giorno fa. Però per essere chiari, non sarà una brutta figura del Consiglio, perché se non si farà quello è chiaro che al più presto dovrà andare in discussione la legge. Però Le leggi se presentate. nessuno viene allo scoperto ci passa tutto il Consiglio, nel senso che chi è? Si può No, dire allora chi noi- è che frena? Tu sei un maschilista o no, per delle poche parole? Tu sei un maschilista? Lui è un femminista convinto. Non so neanche cosa vuol dire essere maschilista o femminista. Non so, Chi allora sono noi i abbiamo che questa frenano? posizione. Daniele, chi sono Noi i siamo che perché le leggi vengano immediatamente iscritte e calendarizzate in ordine del giorno per poter approvare al più presto in aula. È chiaro che noi, se questo non dovesse avvenire, alla prossima conferenza dei capigruppo noi saremo uno di quei gruppi, o forse il solo, che chiederà di nuovo l'articolo 102 per poter andare immediatamente in aula. Perché devo dire anche che è stato assunto un impegno con le componenti, le pari opportunità, che noi incontrammo in conferenza dei capigruppo alla presenza dell'assessore e del Presidente del Consiglio, e in quella sede fu assunto l'impegno che al più presto, o con le leggi presentate o solo con la parte che riguarda la doppia preferenza di genere, si sarebbe andati a discutere la norma. E la posizione nostra rimane quella. E chi è contrario? È una di quelle cose strane del Consiglio in cui tutti sono d'accordo, poi però arrivano i voti segreti che si ruotano le cose. È un mistero. Cioè, Il mistero dei due partiti maggiori di maggioranza e opposizione. questo lo stai dicendo tu. No, non siamo in grado di dirlo noi. Non l'hai smentito, perché suggerisce la collega. No, vabbè, c'è un filone di pensiero che dice che il dire solo che Stracciare. solo che il problema della legge elettorale in questo momento è la doppia preferenza. È sicuramente un tema fondamentale che sta in tutte le proposte di legge, giustamente, e noi abbiamo già detto come la pensiamo. Però è un tema da vedere complessivamente, perché se andiamo a vedere tutti i ricorsi che sono arrivati durante questa legislatura, sicuramente c'è un problema di legge elettorale, ed è per questo che noi ne stiamo proponendo un'altra, dove è anche prevista la La tua doppia dialettica preferenza. non ti mi scocciatoia, va bene. Sarebbe da folli tornare a votare con questa Io non vedo che scelta. sia difficile votare tutti insieme 60. No, nulla, Umberto, no, nulla, il però, fatto è- vi vedete però, figurati. però il problema non è, Bellissimo. il problema non è solo la doppia preferenza, senza non ombra di dirlo a noi. dubbio. No, ma io lo dico al mondo, sto dicendo, non a voi. No, perché poi venerdì Io faccio la conta. sarà Magari il venerdì Venerdì l'accusa saremo sarà smentiti, magari il venerdì saremo tutti d'accordo, saranno tutti d'accordo e si porterà in aula solo quella parte. non ci subito. credi neanche tu. Io non ci credo perché ho avuto 100 ore di posizioni molto diverse. Però il presidente della prima commissione, Agus, giustamente è da presidente lui che ha preso l'impegno insieme a noi, e quindi fa benissimo ad iscrivere, all'aver iscritto venerdì quella parte all'ordine del giorno, magari anche una forzatura per dire: ragazzi, allora questo non va bene, scriviamo tutti i testi in ordine del giorno e cominciamo la discussione. No, vabbè, la questione è questa, che lo sai bene che poi chi ci passa non è il singolo che non viene allo scoperto, è Sì, il consiglio sì. regionale e quindi siete tutti, cioè, alla fine funziona così. Anche l'altro giorno dicevano la commissione e il consiglio non vogliono discutere. Il Abbiamo detto coordinamento anche c'è. Daniele Cocco, È la stessa storia Sì, volevo dire dell'impegno che assunto questa storia della doppia con i dipendenti rappresentanza di di Foresta, genere che sono è un pacchetto per gli allora 6.500. che Noi nessuno abbiamo assunto vuole, l'impegno entro perché settembre viene di andare messo come in aula con la una proposta che noi abbiamo presentato. Non è stato fatto nulla. Purtroppo non dipende da noi. Solo da noi. Prego. Prego. Ma io ovviamente ritengo che sia un vulnus irrecuperabile il fatto che non ci siano donne in consiglio regionale. Scusi, ci ricorda il nome? Giovanna Angius. Avvocato Giovanna.
Ritengo però che questa questione della doppia rappresentatività di genere sia diventata una sorta di specchietto per le allodole. In verità nessuno vuole modificare questa legge elettorale, questa è la mia impressione, e dalle cose che leggo, che sento, eccetera, mi pare che ci sia un orientamento abbastanza diffuso, salvo qualche forza politica come oggi i rappresentanti che hanno indetto la conferenza stampa, per lasciare le cose come stanno, cioè andare ad elezioni con questa legge elettorale che non assicura in alcun modo la rappresentatività e quindi a maggior ragione anche la rappresentatività del genere femminile. Noi siamo una delle pochissime regioni in Italia, ma direi nel mondo, dove le donne non sono assolutamente presenti nelle istituzioni. C'è E questo è... Com'è? C'è solo l'Arabia Saudita. Beh, oggi hanno dato anche il permesso di guidare, non ci possono essere presenti. Siamo a quei livelli. Allora, io direi che è assolutamente vergognoso questo rimpallare il discorso della doppia rappresentatività per non affrontare in verità il problema effettivo della rappresentatività del popolo sardo. Questo è quel che volevo dire. Scusa, non le pare invece che, visto che l'argomento è molto difficile e molto complesso, in cui ci sono diverse posizioni, che fare le cose più semplici da sole non sarebbe meglio che fare cose più difficili forse insieme facendo pasticci tipo crostate, caminetti e via discorrendo? Cioè, la presenza di genere, io dico da uomo a donna, è la cosa più semplice del mondo. Mi pare però che alla fine sono le donne che non la vogliano o comunque facciano resistenza o comunque non facciano pressione e via discorrendo, non lo so perché io penso che lei scusi. No, prego. Io penso che lei stia scherzando. Le donne, no, scusi, sto scherzando. le donne a più riprese, non soltanto adesso, ma a più riprese, ancora prima di questa, diciamo, legislatura regionale, hanno fatto sentire la loro voce, anche con comitati, anche con associazioni e così via dicendo. Il punto è un altro, cioè si dice questa è una questione facile da affrontare. Di fatto non è facile perché c'è un assoluto immobilismo a livello del Consiglio regionale, naturalmente esclusi i presenti e altre forze che hanno mostrato una certa sensibilità per lasciare le cose come stanno, perché guardi, se vuole la mia opinione nuda e cruda e forse anche un po' antipatica, c'è gente che ha incollato il proprio sedere alla poltrona e che non lo vuole assolutamente lasciare. Lei ha riflettuto su cosa significherebbe la doppia rappresentatività di genere, che una serie di questi consiglieri che pretendono di reiterare il loro mandato tornerebbero a casa. È molto semplice e questa è una cosa che le dice è semplice approvarla, è difficilissima tenuto conto forse del materiale umano che noi abbiamo mandato a governarci. Chiedo scusa per la crudezza del discorso. La magistratura, perché se io fossi donna nel 2019 con questa legge, una cosa che faccio a chiusura urna e a spoglio farei un ricorso e lo vincerei, ma senza neanche avrei bisogno di un avvocato. Guardi, posso aggiungere? Allora, è evidente che l'introduzione della doppia preferenza di genere migliorerebbe questa legge elettorale, cioè se questa legge elettorale rimanesse così e prevedesse la doppia preferenza di genere sarebbe una legge elettorale migliore. Però non possiamo nasconderci anche gli altri problemi. È un problema l'assenza della doppia preferenza di genere ed è un grosso problema di costituzionalità la presenza di questo premio di maggioranza e di queste soglie di sbarramento.
Le soglie di sbarramento creano un problema anch'esso di costituzionalità, perché di solito le soglie di sbarramento sono associate a sistemi elettorali per forme di governo parlamentari, cioè se il governo si forma dentro l'assemblea elettiva in Parlamento, allora è utile ridurre la frammentazione partitica. Ma se il governo si forma fuori, come il caso della Regione Sardegna, perché sono i cittadini che scelgono il capo del governo regionale, non è il Consiglio regionale, è evidente che la riduzione della frammentazione partitica non ha nessuna logica istituzionale. Questo per esempio in Germania l'hanno capito da tempo, i tedeschi sono quelli che hanno inventato la clausola di sbarramento. E per quanto riguarda le elezioni comunali, dove è prevista l'elezione diretta del sindaco, il Tribunale Costituzionale tedesco ha stabilito che in quel caso la clausola di sbarramento, la soglia di sbarramento è illegittima, perché non ha nessuna logica istituzionale, perché il sindaco non è espressione del Consiglio comunale. Se noi applichiamo questo modo di ragionare, che è costituzionalmente corretto, alla legge elettorale sarda, dobbiamo arrivare alla conclusione che anche la previsione di soglie di sbarramento è incostituzionale. La doppia preferenza di genere è una lacuna grave. In tutte le regioni che hanno adottato questa soluzione c'è stato un riequilibrio potente, importante della rappresentanza, questo noi lo sappiamo, però dobbiamo anche dire che l'assenza della preferenza di genere non è un vizio di costituzionalità. Io vorrei chiedere una cosa. sociale. Certo, può essere anche un vizio persino peggiore, dal punto di vista politico crea un problema enorme, però secondo me noi dobbiamo elaborare, se mettiamo mano alla legge elettorale, dobbiamo elaborare una proposta complessiva che riesca ad aggredire tutti i nodi di questa legge. Io vorrei chiedere una cosa, lo chiedo più che altro a Luca e Eugenio, ma perché sono qua in consiglio e beh, certo, sono l'attività del consiglio. Non sarebbe meglio, come si suol dire, mettere in sicurezza, per mettere in sicurezza mi riferisco alla doppia preferenza, perché è uno specchietto per le allodole, molti dicono, ma non parlo di questa legge, anche presentare tante leggi elettorali perché i tempi, manca un anno e mezzo alla fine della legislatura, c'è una rete ospedaliera da portare a termine, ci sarà la legge urbanistica, c'è la finanziaria e poi ci saranno le elezioni politiche, cioè c'è il rischio che lo specchietto per le allodole diventi il presentare e depositare una legge che per tempi tecnici difficilmente può essere discussa, perché proposte di legge c'è quella di Ruggeri che è complessa, c'è quella di Deriu che è abbastanza complessa, eccetera eccetera. Quindi mi chiedo, non sarebbe meglio mettere in sicurezza, mi scuso se questo termine, o quantomeno accontentare la richiesta di doppia preferenza di genere, come dire, alla fine si fa anche emergere chi veramente non la vuole, e questo è un discorso, e poi si ragiona e comunque il prossimo anno si va a votare con alcuni vizi come quella della rappresentatività e delle soglie di sbarramento. Quello che ci sono voluti 2 mesi per fare una legge elettorale. Sì, Quindi, purtroppo però guardi, noi siamo qua tutti i giorni e vediamo i tempi che a volte ci vogliono anche a fare una riforma della rete ospedaliera e a fare Ieri hanno l'urbanistica. parlato 30 consiglieri su 60. dovrebbero essere presentati i territori. No, lei ha ragione, però questi un conto possono sono le essere ancora più potenzialità. discriminati nei confronti di una legge elettorale Perdoni, barbina che c'è. io non l'ho scritta io la legge elettorale, è vecchia, vedo come Sono lavora la il doppia consiglio. Un conto è la potenzialità, Non è solo. è un conto. Vabbè, ancora peggio, io mi permetto. Ho detto, non è solo la doppia preferenza il problema. Voglio sapere Cioè, come la pensano. io da Presidente della Giunta per le elezioni ho preso più ricorsi di tutta la storia dell'autonomia. Certo, ma perché noi lo eleggiamo? A parte... Delle donne assolutamente. No, noi, cioè, la questione è che, come ha già detto Daniele prima, noi non abbiamo niente in contrario ovviamente sul tema della doppia preferenza di genere, abbiamo proposto il 102, dopodiché sapete come funziona il Consiglio, sapete come funziona questo Consiglio che è un casino, dopodiché sapete anche come funzionano alcuni meccanismi del Consiglio, e il fatto che presentare una legge obbliga anche per la tecnica consigliare il lavoro delle commissioni ad avere ruolo nella discussione. Quindi un po' come abbiamo fatto sull'urbanistica, no? La nostra proposta di legge sull'urbanistica di fatto ha bloccato un pochino l'avanzamento della proposta e ha rimesso in discussione alcuni capisaldi di quella proposta. Così sulla questione della legge elettorale, poi noi siamo d'accordo sul fatto che si può stralciare, Daniele l'ha detto, ha proposto un 102, quindi
per noi non c'è assolutamente nessuna difficoltà, però il dato è che è difficile stanare, cioè in consiglio capitano queste cose in cui tutti sono d'accordo, tutti, non ne trovi uno che sia contrario, dopodiché però non si riesce a muovere un passo in una direzione. Questo è uno di questi casi, quindi noi più che dire pubblicamente le cose che stiamo dicendo, metterci a disposizione, fare un lavoro che cercheremo di fare anche domani sulla prima commissione, per quanto noi non abbiamo in questo momento rappresentanti sulla prima commissione, non sappiamo nemmeno che cosa fare, perché voi sapete bene che certi meccanismi che ci sono in consiglio sono governati da forze ombre, diciamo così, che possono tranquillamente bloccare, stoppare e ridefinire le cose. Vedremo come va domani. Vabbè, scusa, perché poi è curioso che le cerimonie, due presidenti maschietti facciano tutti i galli e dicano a Gabriele, no, la giornata preferenza. È curioso, cioè voglio dire, è quello lo specchio del Consiglio, cioè dire ma non fare. Certo. Con molta amarezza è quello. Chiedo scusa un attimo, ma lo stesso Presidente del Consiglio in incontri che abbiamo fatto a suo tempo proprio sulla legge elettorale diceva che benché sia il minimo questo della doppia preferenza di genere, di fatto non la vuole nessuno, cioè questa è la verità, a parte i qui presenti che ovviamente hanno speso la loro voce in questo senso. Di fatto però le cose stanno così. Quindi dobbiamo prenderne atto e quindi io sono dell'opinione che benissimo la doppia preferenza di genere, però bisogna anche affrontare la battaglia generale per una legge elettorale che sia rispettosa della rappresentatività. Che sia democratica. Posso dire in quanto componente dei comitati questo, che ci sono due livelli nella discussione odierna. Uno è il livello della proposta che i comitati hanno avanzato sull'insieme della legge elettorale, compresa la preferenza di genere, e l'altro è il livello di azione di una forza politica che farà propria questa proposta e che tuttavia dichiara la disponibilità all'eventuale stralcio e alla discussione e all'approvazione della preferenza di genere. Mi pare che questo stia avvenendo fuori in modo chiaro. Il problema dei comitati è che hanno deciso di porre mano all'insieme della legge elettorale. Certo, non si vuole offrire alibi a nessuno, cioè voglio dire, se si vuole approvare, e per noi sarebbe un fatto importante, il discorso della preferenza di genere, ecco, noi con la nostra proposta non offriamo alibi a chi non vuole approvare. Tuttavia non sfugge, credo, a nessuno il fatto che decine e decine di migliaia di voti con l'attuale legge elettorale non hanno prodotto nessun risultato. Non credo che dobbiamo ricordare, pensiamo a Michela Murgia e ai voti, pensiamo anche ad altri. E quindi c'è un grande problema. Certo, in primis c'è questa cosa sul serio, direi antistorica, che ha dell'incredibile di una rappresentanza delle donne così esigua da dire che insomma questo è un consiglio fatto di soli uomini. E quindi questa cosa va sanata con urgenza. Però contemporaneamente non possiamo non pensare ad una legge elettorale che esclude 80-90 mila persone dall'avere rappresentanza. Permetti, sarebbe bastato che Michela Murgia non si fosse presentata. Certo, ma no, Umberto, non vi è dubbio, però no, ma io dico, certo, però non vi è dubbio che non si può formulare una legge che abbia quella caratteristica, cioè di poter prevedere anche uno spreco di quello. Poi c'è un altro aspetto, scusatemi, l'altro aspetto importante, oltre che non garantire e oggi ne abbiamo bisogno di garantire una rappresentanza che non lasci fuori nessuno, perché badate, l'istituzione o ha la capacità di includere
diciamo così, dentro di sé tutto ciò che viene dal corpo elettorale, oppure è una istituzione che, lasciando fuori quote e consistenza elettorato, perde anche di rappresentanza e ha fuori di sé chi può trovare altri modi per combatterla. Non aggiungo nulla sul livello oggi di considerazione dell'istituzione delle forze politiche, per cui una legge elettorale può contribuire in qualche modo a riequilibrare questo giudizio, non da solo, perché poi ci sono altre questioni che voi conoscete bene che attengono ad altri aspetti della presentabilità delle istituzioni delle forze politiche. Poi c'è un altro aspetto che il professor Chessa potrà chiarire, è che, diciamo così, il risultato delle elezioni con l'attuale legge elettorale è determinato dal premio di maggioranza, cioè se noi andiamo a mettere insieme i voti delle singole liste, noi abbiamo uno stravolgimento di quella che è anche la volontà popolare in termini, ed è determinato dall'elezione diretta del Presidente. Formalmente votiamo per 2 organi ad elezione diretta, Consiglio e Presidente. Formalmente, perché il voto popolare per l'elezione consiliare produce effetto solo in maniera parziale, perché alla fine la composizione del Consiglio è determinata dall'elezione presidenziale e può anche verificarsi un ribaltamento del voto popolare per l'elezione consiliare. Io non sono un elettore di centrodestra, però constato che la coalizione di centrodestra, se consideriamo soltanto il dato dell'elezione consiliare, ha conseguito più consensi della coalizione di centrosinistra. Eppure la maggioranza assoluta del Consiglio è stata attribuita al centrosinistra, perché l'elezione presidenziale che trascina l'elezione, non trascina, determina la composizione del Consiglio. E allora in una situazione di questo tipo la domanda che io mi pongo è: abbiamo veramente un'elezione del Consiglio regionale? Questo è il punto. Ed è arrivato il momento di fare una scelta. Noi dobbiamo decidere quale organo vogliamo eleggere veramente. Vogliamo eleggere veramente il Presidente e considerare l'elezione consiliare come un dato marginale che va a rimorchio e che non è democraticamente importante? Oppure riteniamo che la vera elezione democratica, quella che veramente conta, debba essere l'elezione consiliare? Io penso che una sana cultura costituzionale e democratica debba ribadire la centralità dell'assemblea elettiva, perché le democrazie contemporanee funzionano così. Ecco perché questa legge elettorale pone un problema di democrazia e lo pone considerando nell'insieme questi congeggi, non soltanto le soglie di sbarramento che sono scandalosamente alte e prive di giustificazione, ma le soglie di sbarramento in abbinamento col premio di maggioranza ci consegna un consiglio la cui composizione è il risultato di un effetto lotteria che non risponde minimamente agli orientamenti del corpo elettorale. Questo è il grande vulnus di democrazia che abbiamo di fronte. Voleva... Sì, poi basta. Alla fine il Presidente chi lo elegge? In una forma di governo parlamentare il Presidente è espressione di una maggioranza consiliare e sarà oggetto di un'elezione consiliare, come in tutti i governi parlamentari conosciuti. Come? Certo, di eleggere certo, perché in realtà noi appunto sembra che in questo modo si riducano i diritti politici dei cittadini, ma questa è un'illusione, perché la riduzione ci sarebbe se noi effettivamente avessimo un'elezione consiliare. Ma noi in realtà, in nome dell'elezione diretta del Presidente, abbiamo totalmente sacrificato l'esigenza della democraticità del Consiglio e a questo punto bisogna compiere una scelta. Non possiamo tenere assieme le elezioni, perché se noi teniamo assieme elezione diretta del Presidente ed elezione diretta del Consiglio senza premio di maggioranza, abbiamo un sistema che non funziona. E allora dobbiamo fare una scelta a questo punto. Scusi, la legge più longeva che esiste in Italia sulle leggi elettorali, mi corregga se sbaglio, è quella dei comuni e ha sempre funzionato, nel senso che anche lì c'è una sorta di struttura. Questa c'è anche lì l'elezione diretta del sindaco e allora, il discorso qua diciamo che sono tutti contenti. allora A parte qualche caso di altra zoppa che siano tutti contenti, insomma, qua se ne potrebbe discutere. Qua il discorso si fa molto complesso, perché poi bisogna considerare
qual è il tipo di dotazione funzionale del comune. Voglio dire, io prima di assimilare la politica comunale alla politica regionale e a quella statale, insomma, starei molto attento, perché come dire, le esigenze di governo non sono le stesse, e anche lì bisogna chiedersi come funziona effettivamente la forma di governo comunale. Cioè noi abbiamo un sistema che accentra un carico di responsabilità enorme su una carica monocratica che diventa il parafulmine, no, del malcontento popolare, diventa il termine come dire, di raffronto diretto, e questo come dire, nel tempo ha prodotto in Italia dei danni che sono considerevoli. Se noi non abbiamo un sistema di partiti degno di questo nome, lo dobbiamo anche al fatto che abbiamo insistito in questi anni sulla presidenzializzazione della forma di governo, e siamo l'unico paese in Europa che si è spinta così avanti nella forma di governo presidenziale, l'unica. E forse è arrivato il momento di fare un bilancio di questa soluzione istituzionale e chiederci se forse per il nostro paese, quale che sia il livello di governo, non si debbano sperimentare soluzioni diverse e ritornare all'antico. Scusate, ma abbiamo delle commissioni che stanno iniziando, voleva... Sì, volevo così ripartire da una valutazione che faceva prima Omar, che è questa. Non c'è dubbio che se in questa legge, nella prossima composizione del Consiglio regionale ci fosse una parità di uomini e donne, non c'è dubbio che sarebbe la soluzione migliore, quella che noi così ci attendiamo e che vorremmo e che vogliamo. Ecco, il rischio, se noi estrapoliamo però questo aspetto qui, dal contesto, dall'insieme delle proposte che facciamo, ecco, il rischio che corriamo è quello di mettere da parte aspetti che sono altrettanto importanti. Non voglio fare adesso una graduatoria delle cose, io le definisco sconcezze, che contiene l'attuale legge elettorale. Mi chiedo per esempio, ma perché, scusate, dare la maggioranza del 55% ad un presidente, a un raggruppamento che ottiene il 26% dei voti, non è una cosa sconcia, non è una cosa che dovrebbe indurci immediatamente a dire no. Questo aspetto qui, anche se sono, certo, o no, nella gerarchia cosa viene? È fondamentale anche questa correzione. Quindi appunto io penso che proprio per queste ragioni, penso che estrapolare un obiettivo dal contesto, dall'insieme degli obiettivi che noi abbiamo elaborato e che abbiamo indicato, credo che sia un errore. D'altra parte, scusate, c'è un altro aspetto ancora che voglio sottolineare, il problema dell'astensionismo. Qui vabbè, possiamo esprimere delle opinioni, però io sono andato a vedere le percentuali di votanti sia per quanto riguarda le elezioni regionali ultime, sia per quanto riguarda il referendum che c'è stato a dicembre scorso. Si tratta di due aspetti diversi, certamente, però tra le due votazioni c'era una differenza che andava tra i 15 e i 20%. Cosa significa questa differenza? Significa che la gente che non ha rappresentanti fra i candidati al Consiglio regionale non va neanche a votare, si esclude, conferma l'esclusione che è stata imposta da chi invece vuole rappresentare tutti quanti nel Consiglio regionale. Quindi per questa ragione, e chiudo, ecco, è bene portare avanti l'insieme delle rivendicazioni che sono presenti in questa proposta che abbiamo fatto. Buongiorno a tutti, se posso. Innanzitutto ringrazio per l'invito il Comitato per la riforma della legge elettorale. Io mi presento, sono l'avvocato Alberto Agus, non so se qualcuno di voi si ricorda, ero candidato sindaco qua a Cagliari e sono il popolo della famiglia e sono il responsabile regionale di questo movimento nazionale. Ecco, dichiaro qua formalmente anche alla presenza della stampa che noi aderiamo alla proposta come movimento politico nazionale, ma chiaramente essendo il responsabile politico anche a livello regionale aderiamo al Comitato appunto sulla riforma della legge elettorale sarda, perché i problemi appunto sono sicuramente quelli della mancanza di un adeguamento della legge elettorale sarda alla
appunto al discorso della parità di genere tra uomo e donna, ma è indubbiamente un vulnus alla democrazia la mancanza di una giusta rappresentanza politica per tutte le forze politiche e prima di tutto dei cittadini sardi. Pertanto, ecco, colgo l'occasione per dichiarare che questo lavoro va portato avanti con tutte le forze politiche, anche quelle ancora non presenti in Consiglio regionale, ma anche nel Parlamento italiano, perché ricordiamoci che il primo organo politico dell'Italia, anche della regione, sono i cittadini italiani e prima i cittadini sardi, per cui ricordiamoci sempre che i partiti politici sono organi di mediazione della volontà popolare. Pertanto auguro a tutti noi di continuare questa battaglia e c'è l'appoggio del popolo alla famiglia. Grazie. Volevo dire al signore per i consigli comunali, bisogna vedere se i consigli comunali prima di tutto funzionano effettivamente bene. Secondo, i consigli comunali non legiferano. Cosa che invece deve fare la regione e lo Stato. Va bene. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi.